Città di Sacile, concordemente alla volontà espressa dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 dicembre 2010, il Sindaco conferisce la cittadinanza onoraria a Sua Beatitudine Monsignor Fouad Tval, Patriarca di Gerusalemme, già Presidente dell'Università di Betlemme, membro del Consiglio Pontificio per il Dialogo Interreligioso e membro della Congregazione per le Chiese Orientali, per la profonda cultura e umanità dimostrate nell'arco della sua vita pastorale, sempre orientata al perseguimento della pace e alla difesa dei diritti dei più deboli, nonché per i legami stretti con la comunità parrocchiale sacilese. Tutto ciò in occasione del gradito ritorno a Sacile di Sua Beatitudine Monsignor Fouad Tval e al fine di contribuire e favorire il proficuo scambio culturale fra Patriarcato di Gerusalemme e Centro Studi Biblici di Sacile, la città di Sacile riconoscente. Così Roberto Ceraolo, sindaco di Sacile, ha conferito la cittadinanza onoraria a Sua Beatitudine Monsignor Fouad Tval, patriarca latino di Gerusalemme. La diocesi di Vittorio Veneto è da tempo legata al Patriarcato di Gerusalemme, dove periodicamente vengono inviati seminaristi e gruppi di laici per scambi culturali e di formazione religiosa. Il patriarca, in visita alla diocesi anche in occasione della festività di San Tiziano, patrono di Vittorio Veneto, ha aperto il ciclo di incontri del Centro di Studi Biblici di Sacile, subito dopo aver ricevuto la cittadinanza onoraria che ha così accolto. Amici tutti, rivolgo il mio più caloroso, affettuoso saluto a tutti, a tutta la città. È un grande onore per me appartenere ormai a questa città di Sacile che ha una storia ricca di molti meriti, che porta titoli molto significativi. Il Giardino della Serenissima, la Porta dei Fiori, Ponte con il Veneto, Città delle Acque. Infatti quello che ha attirato la nostra attenzione arrivando qui, in tutta questa zona, è l'abbondanza dell'acqua che avete, una cosa dell'altro mondo. Fantastico, complimenti, complimenti. Io vorrei fare uno scambio con voi, non dico culturale, ma un naturale. Vi mandiamo più sole e ci date un po' più d'acqua, che ci manca l'acqua. Come vedete, mi sono informato bene sulla vostra città per poter portare degnamente la sua cittadinanza. Sono particolarmente felice di essere ufficialmente un membro di questo comune abitato da una popolazione laboriosa, onesta, sana, ricca di virtù umane, sociali, artistiche e religiose.